Siamo a Sassuolo con Simone Zaza, centravanti del Sassuolo e della Nazionale. Oggi giochiamo a carte scoperte con lui. 25 carte per 25 argomenti. Simone mischia, ne sceglie 11. Vai! No, sono meglio di Eusebio. Per me la famiglia è la prima cosa. No, io forse mammone lo sono un po', perché sono le persone che mi amano più di tutti, perciò che devo fare? Si sta muovendo la Basilicata, poi con questa cosa di Matera 2019 è una cosa importante per la regione. Io sto un mese giù a casa e penso che se dovessi andare in vacanza una settimana in Spagna, non è che mi vado a fare una settimana in Spagna, no, perdo una settimana a casa mia. Io me ne vado a mare, tranquillo, non c'è nessuno che ti rompe le scatole. Nutella anche adesso non la compro perché se no è finita. Mamma mia, la Nutella. Io voglio andare in America, voglio andare a New York. Sai dove mi piacerebbe andare? Madagascar. Mi piace il nome, Madagascar. Se inventano qualche aereo che in un'ora e mezza sta là, però è difficile. No, io impazzisco tutte quelle ore in aereo. Però vedi, con la nazionale ho preso l'aereo. E che devo fare? Lo devo prendere. I treni passano una volta, poi passava l'aereo. Che faccio? Me lo prendo. Diciamo, non mi sono mai sentito stressato. È anche vero che sono seguito da persone qua che mi vogliono bene, che fanno parte del Sassuolo. Non ho mai pensato a dove potessi arrivare, però ero convinto che sarei arrivato a giocare in Serie A, forse perché non me ne rendevo conto. Non vedevo Van Basten perché io penso di assomigliare a Van Basten, perché non si può neanche fare un paragone, cioè non scherziamo neanche. I miei idoli sono tutti dei campioni. Io sono uno stupido che sta uscendo adesso, che spera di diventare campione. Il Papa mi piace. Il Papa sì, perché ha trovato secondo me un modo per coinvolgere tutti. Si è adattato anche lui alla vita moderna. È simpatico, sì, sembra una persona normale, alla fine lui è il Papa. La mia intervista completa la troverete sull'area membership del Sassuolo Calcio. Iscrivetevi.